La Sicilia meta scelta tra i tanti turisti arrivati nell'isola, anche la nostra Agrigento protagonista. Tra i siti maggiormente visitati, quello della Valle dei Templi e della Colimpetra. Controlli della postrada di Agrigento durante il weekend. Un giovane ha perso la vita in un incidente a Serra di Falco. Visita stamani del commissario Capodieci all'ospedale di Ribera, dopo l'incendio avvenuto lo scorso venerdì, dove ha perso la vita un rumeno abitante a Canicattì, presente anche la deputazione regionale. Oggi giornata mondiale sull'autismo, una manifestazione stasera al Palacongressi di Agrigento. Dal 1 aprile al 3 novembre avvia il percorso di arte e fede Agrigento oltre la valle, a cura dell'Arcidiocesi per valorizzare la storia della nostra città. Al Circolo Empedocleo il prossimo 4 aprile il primo degli incontri su Agrigento Capitale della Cultura, con una conferenza di Padre Lombino e la partecipazione dell'Arcivescovo Don Damiano. Si è spento improvvisamente l'imprenditore di Canicattì Antonio Milia, leader nel campo della moda e degli abiti da sposa. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TVA Notizie. Boom di turisti in Sicilia, la nostra isola è stata meta di viaggiatori italiani per le vacanze pasquali. Tra i luoghi cultura maggiormente visitati, quello di Taormina, Palermo e Catania, ma una parte importante di turisti si è recato nella nostra Agrigento. Tra i luoghi più visitati la Valle dei Templi e il giardino della Colimpetra. Noi ci siamo recati sul posto. Salvo, direttrice della Colimpetra. Oggi Pasquetta, cosa proponete come servizio ai turisti? Oggi all'interno del Giardino della Colimpetra, che è questo angolo di paradiso che si trova nel cuore della Valle dei Templi, proponiamo il nostro picnic tradizionale, un picnic che tra l'altro si ripete nelle giornate di Pasquetta del 25 aprile e del 1 maggio. È un'occasione soprattutto per le famiglie, per stare all'aria aperta e per godere appunto delle bellezze del nostro territorio in maniera conviviale. Quindi ci sono delle tavolate sociali, c'è la possibilità di acquistare un cestino all'interno del giardino oppure di portare il pranzo a sacco. Inoltre per queste giornate c'è sempre la possibilità di visitare gli ipogei, quindi i nostri percorsi sotterranei con Agrigento Sotterranea. All'interno della Colimpetra i turisti cosa trovano? All'interno del Giardino della Colimpetra i turisti scoprono innanzitutto un agrumeto storico. Giardino, Uiardino appunto è l'agrumeto nell'accezione siciliana del termine, e quindi trovano principalmente quello. Trovano anche altre varietà di paesaggio tipico del Mediterraneo, e trovano anche diverse evidenze archeologiche, appunto i nostri ipogei che alimentavano 2500 anni fa quella che fu la piscina sacra degli dei. Progetti ed eventi futuri presso la Colimpetra. Al Giardino della Colimpetra sono tantissimi gli eventi, abbiamo circa 70 giornate con evento all'anno. I prossimi appuntamenti sono con i picnic del 25 aprile e del 1 maggio, torneranno le Olimpiadi dei Giochi Dimenticati, le Olimpiadi per i bambini in cui si ripercorrono i giochi che facevano appunto i nostri nonni, le camminate della biodiversità, un trekking che quindi interesserà e si focalizzerà su quella che è la biodiversità del nostro giardino. Ci sarà poi appuntamento in giardino agli inizi di giugno, per poi arrivare a quello che è il calendario più importante della Colimpetra, che conta oltre 30 appuntamenti con Serefai d'estate. Serefai d'estate che vi anticipo saranno sempre strutturate come gli altri anni in 4 mini rassegne per accogliere il numero più ampio di visitatori possibile, e quindi ci saranno i fuori cantina gettonatissimi, astronomi per una notte, al calar del sole ed infine aperitivi letterari. Quindi tenetevi aggiornati sui nostri canali, costantemente appunto monitorati, e venite a trovarci al Giardino della Colimpetra. Con dei turisti venuti qui apposta alla Colimpetra. Da dove venite? Da Messina. Da Messina, sì. Come avete trovato la Colimpetra? Vi piace? Molto bella, caratteristica, pulita, ben tenuta,
è un posto molto suggestivo. La prima volta ad Agrigento? No, abbiamo anche lavorato qua, ma c'è sempre da scoprire. E vedete anche il parco archeologico dei Templi? Sì, adesso proseguiamo e andiamo avanti. Tra le mete più visitate anche la città di Palermo e il servizio proprio dalla capitale siciliana. Abbiamo scelto la Sicilia perché per festeggiare la nostra amica che compie gli anni e allora volevamo un posto incantevole come Palermo, dove la gente è cordiale, speriamo di divertirci. Siamo appena arrivati, siamo appena scesi dall'aereo, comunque vabbè, bellissimo, non abbiamo ancora visto niente, vabbè, io ero già stata, però è veramente bello. Finalmente la Sicilia è stato puntato come un riflettore su questa regione bellissima, con una cultura, una storia incredibile, e per anni purtroppo è stata sempre solo ed associata agli eventi, appunto alla mafia, piuttosto che a tutto quello che riguarda il lato negativo. In realtà è una risorsa per tutta l'Italia e noi siamo venuti a visitarla, pur essendo italiani di Milano, non c'eravamo mai stati, adesso siamo molto contenti di essere venuti qui ad ammirarne la bellezza con i colleghi. E poi con i tempi che corrono, la storia della Sicilia è un esempio di integrazione umana bellissima, dove le culture si fondono nel rispetto reciproco. Venite a vederla perché è una terra meravigliosa. Palermo is a very beautiful city. Amo Palermo. È una bella città, purtroppo sono qua per lavoro e oggi dovrò tornare indietro, ma sicuramente tornerò. Devo dire un buon flusso di turismo estero che ha scelto Sicilia per queste vacanze di Pasqua, un turismo prevalentemente europeo in questa prima fase di una stagione che si presenta sicuramente con numeri interessanti. Veniamo da un 2023 importante, il 2024 sarà certamente dai previsionali che registriamo sulla stessa falsariga e pertanto magari in un momento successivo potremmo anche rivedere dei numeri che possono anche superare il 2023, quindi siamo molto fiduciosi. È tra le destinazioni sicuramente più desiderate, più gettonate, forse la più esotica del sistema Europa e quindi viene scelta anche per il clima favorevole, le bellissime giornate. Riusciamo già a far fare il bagno ai nostri ospiti e questo è molto importante, una stagione devo dire molto interessante dal punto di vista turistico. Si comincia a lavorare più sulla qualità, quindi un turista più attento, magari anche più esigente verso la qualità dei servizi, un turista che approfondisce la propria conoscenza dell'isola anche diversificando i momenti di viaggio. Una Sicilia occidentale rispetto a un altro tempo di una Sicilia orientale, possiamo offrire vari prodotti turistici, non solo quelli naturalistici, enogastronomici, la classica vacanza di mare. Io credo che il turista sta cominciando a rivedere in Sicilia un po' di tutto e pertanto per questo è sempre più gettonata. Nel corso del weekend sono stati intensificati i controlli stradali da parte della polizia. In vista dei giorni di Pasqua e Pasquetta, il bilancio è di 7 persone denunciate e 2 segnalate alla prefettura di Agrigento, un morto a Serra di Falco, un giovane di 30 anni, Calogero Pace. Nel scorso weekend sono stati intensificati i controlli stradali da parte della polizia stradale in vista dei giorni di Pasqua e Pasquetta. Il bilancio è stato di 7 persone denunciate e altre 2 segnalate alla prefettura di Agrigento. A Canicattì la polizia ha denunciato 2 persone, uno per guida in stato di ebbrezza e l'altro per aver sia bevuto che assunto droga. A entrambi è stata ritirata la patente di guida. I poliziotti delle volanti hanno invece segnalato un ragazzo sorpreso in possesso di poco più di 1 grammo di cocaina. Ad Agrigento un giovane segnalato per possesso di hashish, mentre la polizia statale ha denunciato 4 persone in guida di stato di ebbrezza. A Grotte la festa di Pasqua è stata rovinata da un grave incidente che ha coinvolto 2 giovani grottesi mentre facevano motocross. I ragazzi, ha comunicato il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, sono stati trasportati presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso. Il sindaco ha espresso vicinanza ai familiari affinché tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Uno di loro successivamente in elisoccorso è stato portato presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, mentre l'altro è rimasto ad Agrigento. Varie le fratture
fratture riportate dai due giovani nel corso dell'incidente. E Pasquetta di sangue invece nel Nisseno. Il giovane Calogero Pace, a soli 30 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Serra di Falco. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Sul posto, a seguito di segnalazione, sono soggiunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno constatato le gravissime condizioni del giovane. Il suo cuore, purtroppo, era già in arresto cardiaco. Subito dopo partita la corsa al nosocomio, ma Calogero si è spento poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Visita stamani del commissario dell'ASP di Agrigento alla presenza del sindaco di Ribera Ruvolo, degli onorevoli Carmelo Pace e Margherita La Rocca Ruvolo, del direttore dell'ospedale Cascio, per fare il punto della situazione dopo l'incendio avvenuto nella notte di venerdì scorso e che ha visto perdere la vita un uomo rumeno abitante a Canicattì. Visita stamani del commissario dell'ASP di Agrigento Capodieci alla presenza del sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, degli onorevoli Carmelo Pace, Margherita La Rocca Ruvolo, del direttore dell'ospedale Cascio, per fare il punto della situazione dopo l'incendio avvenuto nella notte di venerdì scorso e che ha visto perdere la vita un uomo rumeno abitante a Canicattì, Costiga Brussenao, che a causa di una sigaretta accesa dopo una seduta di ossigenoterapia ha provocato un'esplosione, uno scoppio, causando un incendio che ha interessato l'intero reparto. La magistratura ha aperto successivamente un'inchiesta sulle cause dell'esplosione. Oggi purtroppo per un altro evento, un evento luttuoso che ha colpito la nostra comunità, è quella di un paziente, perché un paziente quando viene in un ospedale viene per essere protetto e quindi purtroppo quello che è successo, siamo qui per cercare di capire anche dal punto di vista nostro interno organizzativo. C'è la magistratura e i vigili del fuoco che hanno fatto tutti gli accertamenti, ma anche noi abbiamo il dovere di capire dal punto di vista proprio di quelle che sono state gli atti che ognuno di noi ha compiuto, se sono stati in linea con quella che è l'organizzazione e soprattutto con una assistenza sanitaria quanto più efficace possibile. Ci mettiamo ora al lavoro, abbiamo voluto aspettare i tempi tecnici dell'esecuzione, diciamo così, delle atti fatti dalla magistratura e dai vigili del fuoco. Io sono rimasto sempre in contatto con la direzione sanitaria del presidio e ho sentito telefonicamente anche i singoli operatori che sono intervenuti e devo dire loro che ho fatto sentire loro la vicinanza dell'azienda, mia personale, ma dell'azienda tutta, per gli atti, diciamo così, di immediato soccorso che hanno fatto a tutti gli altri pazienti. Purtroppo il singolo paziente si è arrivati tardi. Sarà la magistratura a stabilire se ci sono responsabilità e da parte di chi sono. Noi siamo qua per lavorare, per cercare di dare la risposta migliore anche a tutta la cittadinanza. L'associazione Vivi Autismo, in occasione della 17ª giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo e per celebrare 10 anni di attività dalla sua nascita nel 2014, organizza e promuove una manifestazione artistica dal titolo Dove le parole non arrivano, la musica parla, che si terrà nel pomeriggio di oggi presso la Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento, sin dalle ore 17:30. La manifestazione è organizzata con l'associazione Panica Musica, il patrocinio dell'Ente Parco, diretto dall'architetto Roberto Sciarratta, con la partecipazione di diversi artisti. E giovedì 4 aprile sarà celebrata la ricorrenza del 32esimo anniversario dell'uccisione del maresciallo maggiore aiutante dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, medaglia d'oro al valore civile alla memoria, assassinato dalla mafia
il 4 aprile del 92. Per la circostanza, alle ore 10, presso il santuario di San Calogero di Agrigento, verrà officiata una Santa Messa del cappellano militare della Regione Carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone, insieme al parroco del santuario, alla quale parteciperanno i familiari, il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri. Successivamente, alle ore 11:15, presso il viadotto Guazelli, luogo dell'agguato, si terrà una cerimonia commemorativa ove la presenza di un bicchetto d'onore e le note del silenzio scandite dal trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia conferiranno ulteriore solennità al momento di raccoglimento impreziosito dalla benedizione impartita dal cappellano militare con la deposizione di una corona d'alloro. Continuano gli sbarchi a Lampedusa anche sotto il periodo pasquale, nonostante il tempo non sia stato migliore e il mare fortemente agitato. Il nostro servizio. Continuano gli sbarchi a Lampedusa anche sotto il periodo pasquale, nonostante il tempo non sia stato dei migliori e il mare fortemente agitato. Sono infatti 43 i migranti, tra cui 3 donne e 2 minori, che sono stati soccorsi dai militari della motovedetta CP-324 della Guardia Costiera mentre erano al largo di Lampedusa su un piccolo barchino di ferro di 7 metri. Il gruppo è stato immediatamente trasbordato e il natante, partito da Sfax in Tunisia, è stato lasciato alla deriva. I 43 immigrati hanno riferito di aver pagato 1000 dinari tunisini per la traversata e di essere originari del Gambia, della Guinea-Biassou, del Mali, del Senegal e della Mauritania e di essersi messi in viaggio alle ore 23 della giornata di giovedì. Le condizioni del mare sono state proibitive. I militari della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno pattugliato le coste antistanti a largo della maggiore delle isole Pelagie. Gli immigrati sono stati portati immediatamente all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove c'erano altrettanti ospiti giunti negli ultimi scorsi per i relativi soccorsi. Dal 1 aprile al 3 novembre del 2024 il Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento presenterà il percorso Arte e Fede e Agrigento oltre la valle, il nostro servizio. Al via dal 1 aprile al 3 novembre 2004 al Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento, il MUDIA, il percorso Arte e Fede Agrigento oltre la valle. È promosso dall'Ufficio dei Beni Culturali e Pastorali del Turismo dell'Arcidiocesi con il Museo Diocesano, con la società Antos che ne gestisce i servizi di fruizione ed Ecclesivia Onlus che sostiene la valorizzazione e la promozione e permette di ripercorrere tutta la storia della città dalla denominazione greca alla sua cristianizzazione con la chiesa di Santa Maria dei Greci, con le testimonianze archeologiche classiche e moderne, dalla nascita della diocesi con la cattedrale di San Gerlando per opera dei Normanni all'avvento delle famiglie aristocratiche trecentesche, dalla cattedrale e dalle origini a quella barocca, con le testimonianze storico-artistiche raccolte dal Museo Diocesano, che ne narra la storia attraverso diversi percorsi. Gli spazi monumentali interni alla cattedrale, ora aperti alle visite, la sala Mudia dei sarcofagi che attiravano sul colle i viaggiatori del grande tour, completano il percorso. Il progetto Arte e Fede, i percorsi oltre la valle, non si limita a valorizzare il patrimonio storico, ma punta all'elaborazione di una nuova attenzione verso il nostro territorio, che unisce la storia, la cultura, con la tradizione e l'innovazione per dare impulso per una nuova rinascita umana, sociale ed economica. Il patrimonio culturale potrà incidere saldamente sulla formazione dei giovani e sulla loro capacità critica che li salvaguarda da una visione superficiale della società. Si potranno visitare il Museo Diocesano, la chiesa Santa Maria dei Greci, la chiesa di San Lorenzo al Purgatorio e il polo espositivo Mudia, aperti dal martedì alla domenica, mentre la chiesa di Santa Maria dei Greci e il Museo Diocesano saranno aperti ogni giorno dalle 10 alle 19. E Agrigento si prepara a diventare capitale della cultura 2025, al via gli incontri sulla storia della chiesa agrigentina al Circolo Culturale Empedocleo. Il primo sarà sulla storia della chiesa agrigentina, avrà luogo il prossimo giovedì 4 aprile alle ore 17:30 presso la sede del Circolo in via Atenea.
Il corso sarà inaugurato dalla conferenza alle 3 età della Chiesa d'Agrigento, tenuto da Don Vincenzo Lombino, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di Palermo, e vedrà anche la partecipazione dell'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Il presidente del Circolo Giuseppe Adamo illustrerà nel contempo le altre iniziative in tema che saranno intraprese successivamente. Sarà presentato il progetto vincitore del concorso di progettazione per il restauro e la conservazione del Teatro Greco di Eraclea Minoa. La presentazione avverrà il prossimo 4 aprile alle 10:30 presso la sede del Parco della Valle. Presenti per l'occasione Roberto Sciarratta, direttore del parco, Santo Borsellino, sindaco di Cattolica Eraclea, Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale ai beni culturali, Giuseppe Parello, commissario del Parco della Valle, Rino Lamendola, presidente dell'ordine, Francesco Callini, in rappresentanza del gruppo che ha vinto il concorso di progettazione. Vediamo ora un focus su Matteo Messina Denaro, curato dalla redazione di Trapani. I due professionisti, l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo Cosimo Leone, finiti in carcere lo scorso mercoledì perché accusati di associazione mafiosa per aver coperto la latitanza di Matteo Messina Denaro, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori davanti al GIP Alfredo Montalto, l'unico ad aver risposto alle domande, respingendo però le contestazioni della procura, è stato Leonardo Gulotta, che avrebbe ceduto il suo numero di cellulare al mafioso dal 2007 al 2017, proprio per via delle spiegazioni fornite da quest'ultimo, difeso dall'avvocato Mariella Gulotta. È stato modificato il capo di imputazione. Nel 2007 infatti l'indagato era minorenne, quindi la procura non avrebbe potuto procedere nei suoi confronti. La contestazione ora riguarda quindi soltanto gli anni 2014-2017. Il difensore ha chiesto la modifica o la revoca della custodia cautelare in carcere, poiché è ritenuta eccessiva rispetto alle accuse. I PM e il giudice si sono riservati, ma c'è di più: venerato e protetto anche dopo la sua morte, così scrivono i pubblici ministeri di Palermo sul conto proprio del boss Messina Denaro. Il giudice per le indagini preliminari dice: sono ancora in pieno svolgimento le indagini sulla copiosissima documentazione interamente cifrata per le parti di interesse mafioso connesse alle reti di protezione sapientemente costruite dal latitante. Gli ultimi 3 arresti eseguiti dai carabinieri della ROS sono solo uno step, soprattutto gli uomini con cui ha fatto affari, che fanno parte di un circuito diverso rispetto alla cerchia familiare dei Bonafede finora colpita dalle indagini. Allo stesso gruppo appartengono anche l'architetto Massimo Gentile, il tecnico radiologo Cosimo Leone, il bracciante agricolo Leonardo Gulotta. La lista degli arrestati da considerare in aggiornamento è lunga. Il geometra Andrea Bonafede, classe 63, nipote del capo mafia di Campobello di Mazzara, Leonardo Bonafede, ha ceduto la sua identità a Messina Denaro. Giovanni Luppino era con il latitante il giorno della cattura. Andrea Bonafede, classe 69, operaio comunale anch'egli nipote dello zio Nardo, lo accompagnava per i vari ospedali dove il padrino si è operato. Il medico di base Alfonso Tumbarello gli prescriveva le ricette. Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Ninfa Lancieri si sono invece presi cura del latitante nell'ultima fase prima del suo arresto. La maestra Laura Bonafede, la donna della sua vita, non l'unica ma una delle più importanti, e poi c'è la figlia di quest'ultima, Martina Gentile, considerata dal boss più di una figlia. Vincenzo e Antonio Luppino sono i figli di Giovanni, l'autista del padrino. Del nucleo Bonafede fanno parte anche gli ultimi 3 arrestati: i padri di Massimo, l'architetto, e Salvatore Gentile, il marito ergastolano della maestra Bonafede. Sono cugini di primo grado in quanto figli di fratelli. Gulotta ha lavorato per le imprese dei fratelli Luppino. Leone è cognato dell'architetto Gentile, ma anche cugino dell'ergastolano Salvatore Gentile. C'è insomma un buco nero trentennale su cui occorre far luce. Nulla è accaduto per caso.
caso, gli intrecci lo dimostrano. Nel 2008 un uomo arriva in un bar di Campobello di Mazara al volante di una Golf. Non è un bar qualsiasi, visto che è gestito da Emanuele Bonafede. La Golf è intestata all'architetto Gentile, che a sua volta ha comprato una moto BMW usata proprio dal boss. La verità è che può anche essere stato più riservato e oculato di altri mafiosi, ma ha commesso lo stesso inevitabile errore anche la sorella Rosalia. Ha scritto lettere e pizzini, appunti contabili, ha conservato le carte d'identità. Ci vorrà comunque tempo per decifrarli, ma accadrà. Prima o poi ancora tanta gente passerà al setaccio. Passiamo ora a Messina, ha donato un defibrillatore ai carabinieri da parte di un'associazione di volontariato, il Servizio da Messina. Una semplice ma significativa cerimonia si è svolta nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina in occasione della consegna di un defibrillatore donato dall'associazione Leon Lus, che da anni promuove manifestazioni ed iniziative di solidarietà sociale creata in memoria di Leonardo Virga, giovane medico prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale. Il defibrillatore, destinato ai carabinieri della stazione di Messina Principale, è stato consegnato al comandante provinciale colonnello Marco Carletti direttamente dall'avvocato Maria Trinchera Virga, madre del compianto dottor Leonardo Virga, visibilmente emozionata nel rivivere il ricordo del figlio prematuramente scomparso alcuni giorni dopo aver conseguito la laurea in medicina. Il dispositivo è stato posizionato in un apposito alloggiamento posto nell'area d'ingresso della caserma, dove potrà sicuramente essere di fondamentale utilità in caso di bisogno, trattandosi di un apparato indispensabile per un primo ed immediato soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso. Emilia, noto imprenditore agrigentino originario di Canicattì, si è spento oggi. La notizia ha fatto subito il giro dei social. Antonio era uno degli imprenditori nel settore dell'alta moda e degli abiti da sposa, era particolarmente apprezzato e conosciuto anche fuori dalla nostra Sicilia. Particolare era stata la sua amicizia anche con la nota attrice Sandra Milo, che lo seguiva spesso nei suoi eventi. Le condoglianze della nostra emittente alla famiglia per la grave perdita. I ragazzi degli scout del clan Woodstock di Porto Empedocle 1, nell'ottica di prestare servizio extra-associativo alla comunità, si sono recati presso il nosocomio di Agrigento al reparto pediatria, hanno così portato l'augurio di una serena Pasqua, hanno voluto anche omaggiare i bambini ricoverati di una copia del libro della giungla, racconta di un simbolo di cui i lupetti scout di tutto il mondo traggono insegnamenti dalla storia e dalle avventure di Mowgli e del lupo Achela. Inoltre a ognuno dei piccoli degenti è stato regalato un kit composto da pastelli e un album da colorare per dare un po' di svago al tempo passato in corsia. L'iniziativa benefica è stata accolta favorevolmente dal primario del reparto di pediatria, dal direttore sanitario del presidio ospedaliero di Agrigento, che hanno espresso gratitudine per la bella iniziativa pasquale. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20, con replica la mattina alle 9, e sul canale 268 in tutta Italia per le Smart TV. E vi auguriamo una buona serata.